Ecco, Sincacul, presidente dell'associazione e direttore artistico della rassegna di Infile. E domandi, se potete ospitare un evento così innovativo, una tecnologie nuove, chi è i Colonos? Ma a dire la verità, la caratteristica dei colonos è che di veleat l'attenzione alla nostra comunità, al Friul, che l'hanno perché il calere, perché il calè e perché il calzaranchi. E noi si tratta di mettere insieme no, questi tre momenti fra l'aspetto storico, contemporaneo e anche di orizzonti signori, di mettere insieme proprio in sinergie. Perché noi vediamo che sono un dopo di che l'altro, che hanno confluito due in un presente, non è che il presente continuo, senza futuro, senza passato, che con le nuove tecnologie, anche con la società di voi, non si sta vivendo in termini di empoweramento, di che è la richiesta dal team. Ecco, dite chi, no, con questa filosofia, che sta infatti una serie di incontri dedicati alla collocazione del Friuli in tal mondo fra i diversi punti cardinali e si invisas che questo elemento geografico, astronomico, no, di orientamento che viene ereditato dalla storia, sta cambiando un evore proprio con nuovi scenari virtuali. Allora, di dove viene l'ispirazione per queste storie che avete scontato con 3316? Allora, l'ispirazione è un fatto reale dal 69, dal MiG, che stiampe da Ungheria e arriva a Osof, a Terang, e le nato non sapeva nulla, fino al di che le è succeduto. Ed il di dopo ha mietuto un radar sul Monte Schinauz. E che roba è una storia che io conoscevi di frutto, perché passavi di sotto con le corriere, si lava scia e si vedeva che queste funivie che lave su in un puesto misterioso. E poi l'idea è stata la classica storia di fantascienza, per cui tu chiappi su un fatto, un episodio, une svolte di storie che con le S maiuscole e tu cominci a ragionare, tu dici ma se che succedeva un'altra roba, se vinceva un altro e noi abbiamo detto, boh, sinta osterie e se invece che il MiG fosse un'altra roba e lì le storie alle partite. No, allora, queste tecnologie immersive col visore per la realtà virtuale è l'unica maniera di giochi di questo prodotto? Per giochi a plane sì, perché è sì una componente visiva di 360, di 3D, ma è soprattutto una componente sonora, perché quando tu hai indossato l'Oculus, tu chiali in una direzione e lì tu senti al 100% il suono. E di che altre bandis il suono avviene sbassato in automatico per arrivare al 30%. E in questa maniera qui tu fai le tue regie con voi, ma è una regia con voi e con le regie. È un mix, che poi il suono anche nel cinema tradizionale, no? È quel che fa la differenza. Tu senti una minaccia, una roba che viene di lontano prima di vedere e crea suspense, crea mistero e così anche in queste situazioni qui che lei è immersiva e lei è veramente cross mediale, perché il suono in questa maniera qui ti permette di fare una roba che lei teatri, alle cine e a lei anche videogame. E noi è la prima volta che sentiamo parlare di 3316 che è Colonos, perché questo progetto è già stato presentato qui dal palco di Avostanis. Allora domando a Marco, siamo te tornare chi è Colonos col progetto di poter farlo io di alla Int? Ma è bellissimo perché è un flash, perché siamo stati qua diversi anni fa dove è stato presentato d'estate con Enrico Maso e anche con Peter Zeitlinger che ha fatto il suo ingresso sul palco e adesso diciamo ritornare qua a progetto concluso è veramente una bella emozione perché ricordo tutto il percorso che è stato fatto in questi anni con questo progetto, quindi dall'idea iniziale, dalle prime fasi di sviluppo fino al progetto concluso, quindi è un arco praticamente che è stato fatto e quindi è bello essere tornati qua.
Bene, allora state adoperando una tecnologie innovative, immersive. Allora ti domandi di dove viene l'ispirazione per adoperare questo strumenti, insomma, di questo cinema immersivo, ecco. Ecco, Enrico Maso, che è lo sceneggiatore, circa 5 anni fa aveva letto un articolo interessante dove si parlava appunto di un MiG ungherese pilotato da József Bíró che ha disertato nel 1969, nell'agosto del 1969, quindi fondamentalmente questo aereo aveva bucato il radar che non c'era a Osoppo, quindi era il periodo della cortina di ferro, quando questo aereo ha disertato praticamente nessuno si è accorto perché non c'era nessun radar quando ho oltrepassato i confini dell'Italia, del Friuli Venezia Giulia, e questo ha creato un grande boato nella vallata e da lì ci siamo ispirati, da questo episodio abbiamo detto ma se invece dell'aereo magari è qualcos'altro, è qualcosa di paranormale che è successo in quegli anni, come può aver reagito magari dei personaggi, degli avventori che sono all'interno di un'osteria friulana del 1969, e quindi da lì è partita la nostra storia ucronica di fantascienza classica e così abbiamo pensato di scrivere 2 stagioni e ogni stagione ha 12 episodi e qua ecco Colonos stiamo vedendo la prima stagione in questi 12 episodi, uno di seguito all'altro. Ecco, Sinchi con Agnul Flormo, che è anche direttore scientifico dalla rassegna di Infile, e i domandi, siccome che ha appena fatto l'esperienza di realtà virtuale, e se la de ben... È un'esperienza straordinaria, incredibile, noi facciamo un tic di fatture a tornare dal Montreal, non riusciamo a capire qual è che è il real, se che è il di prima o che è il di dopo, e veramente una forma tan differente di fare un'esperienza e si dice immersive, no? Proprio e stice la curiosità di l'ha perduto, di esplorare tutto e di scegliere, tu sei tu anche il coprotagonista della storia, perché tu puoi immaginarti dentro di che scene c'è parte che tu puoi dare più importanza e tutto il resto ovviamente è presente, tu capisci che è presente, quindi una roba che non avevi mai provato, anche a un vorrei chiappare dentro. Si ca con Mauro, che appena aiutato si è immergiuto in questo 3316, serie in realtà virtuale. Quali sono le sensazioni che ha provato? Gli è piaciuto? Mi è piaciuto, anche se è una roba estremamente nuove, cioè che non è mai sperimentale e quindi forse la percezione, se metti riesci metto dentro nella scena, infatti non sai l'impressione dei personaggi che ti passi in ogni ti viene quasi di spostare le gambe per non farsi inciopedare. E ste stimp è un squilibrio interiore, perché tutti i muovi, c'è muoviti e che roba lì crea una sorta di squilibri che non si usa probabilmente affrontare. È interessantissimi i particolari, il poter alzare voi di la stella, come io la sprese sui poster dall'epoca, quindi poter presentare in maniera nevore poi raffinare la scenografia che ha to, in che senso assolutamente sì, interessantissimo. A ste stimp di avà il visore, vigni fuori della montagna, sia una grande impressione, ecco, si apprezza anche la realtà dopo si è passato dalla virtualità. Si incà con Roberto, un dei produttori di questa serie in realtà virtuale 3316. Allora, se mo che le sta produci queste serie in queste forme nuove di tecnologie immersive? Allora ti rispondo in italiano perché uno dei produttori in realtà è triestino, quindi capisce il friulano ma non lo parla. Allora, dal punto di vista produttivo non è stato diverso da qualunque altro film che abbiamo potuto fare, perché comunque la logica è sempre quella. È stato molto divertente però nel fare una cosa nuova, percepire come nessuno avesse idea di cosa stessimo facendo sul set, e anche prima, perché Enrico ha dovuto inventarsi un modo di scrivere che non esisteva una partitura così ampia in realtà immersiva, abbiamo dovuto inventarci un modo di girare, abbiamo dovuto
girare le scene a cieco, perché il regista non poteva essere dietro la camera a guardarla, perché dietro la camera sei in campo. Quindi è stata una cosa estremamente affascinante, in cui ci siamo trovati per tutta la produzione a dover risolvere problemi che non sapevamo di avere. Quindi scoprirli, risolverli, trovare delle soluzioni creative. È stato divertentissimo fare 3316. Perfetto, grazie Roberto, grazie.